Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, oggi parleremo della differenza fra sigilli e riti operativi di alta magia propiziatori. Ma prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale del Degare Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui gruppi Facebook e chiaramente iscrivervi, e naturalmente anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Degare Marietto Veneziano, qua di Vati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Sono tutti invitati, siamo già più di 170 persone. In questo periodo poi il Legarda sta proponendo un circolo forza, sta costruendo un muro, ecco, mettiamolo giù così, un muro protettivo per lo stivale con degli maghetti in erba. Bene, iniziamo un po' questa pillola spiegando un po' la differenza sostanziale fra un sigillo e un rito operativo di alta magia propiziatorio. Vedete, le persone quando nascono sotto influssi planetari, no? E questi influssi planetari sono dinamici, non sono mai fissi. E alcune persone, per via del karma e per via appunto che è tutto dinamico, chiaramente hanno delle mancanze energetiche che nella vita poi si amplificano, si spostano, si muovono o si creano, proprio per via che è tutto dinamico. E allora, con la possibilità di ricercare queste mancanze, queste deficienze, si possono attivare dei sigilli planetari, ad esempio quelli salomonici, che sono più conosciuti, ma ce ne sono chiaramente altri, in cui si vanno a coprire e a creare tipo un manto intorno ai corpi sottili della persona che se li fa fare, no? E questa è una protezione per tutta la vita. Quindi chiaramente questo, il sigillo che si fa fare ad hoc, è un sigillo che durerà tutta la vita e entrerà adagio nei corpi sottili della persona che si ricommissiona e adagio lavorerà. Quindi è un lavoro a lunga durata. Se uno è ad esempio debole in amore o per il lavoro, chiaramente questo sigillo adagio lavorerà perennemente nel cercare di attivare tutte le possibilità a livello karmico per dare quella giusta spinta per il lavoro o per l'amore o per togliersi persone pericolose vicino e via dicendo. Ed è chiaramente a un determinato tipo di potenza. Poi ci sono chiaramente l'operatore che gli imprime la sua qualità animica, e quindi il sigillo, a dipendenza sempre anche dell'operatore, ha una qualità. Ci sono operatori birichini che fanno sigilli che sono solamente pezzi di carta, oppure peggio attirano entità negative senza rendersene conto, e ci sono operatori che attirano, fanno in modo che il sigillo attiri veramente tutto quello che in fondo è preposto per aiutare il cliente. E questo è il sigillo. Quindi ci sono sigilli per ogni mancanza, e non c'è mai un sigillo uguale all'altro. Questo è importantissimo da capire. Non è che esiste un sigillo tout court che fa tutto. Per ogni persona c'è una deficienza, una mancanza, e per ogni persona c'è un sigillo ad hoc. Poi invece ci sono i riti operativi propiziatori, che servono, ad esempio, faccio un esempio, uno ha un concorso statale per un lavoro. Allora, si è già fatto fare il sigillo operativo per, come si suol dire, il lavoro, però in quel caso lì ha bisogno di un rito operativo propiziatorio per quel determinato per quella determinata azione. E allora in quel caso lì il sigillo è potente, però magari vuole qualcosa in più, una potenza in più, e quindi sono coadiuvanti, cioè sinergici. Il rito operativo propiziatorio dà una maggiore energia in flusso su quel determinato desiderio. E questo oppure uno vuole appunto magari da mandatario diventare direttore o vice direttore di banca. Allora, questi sono esempi,
allora si fa un rito, un rito di alta magia operativa propiziatorio proprio per fare in modo che questa persona abbia più energia positiva per fare questo scatto a livello, come si dice, di lavoro. Questo funziona in ogni ambito, funziona nell'ambito dell'amore, funziona nell'ambito della vita sociale. Se magari alcuni attraggono sempre energie negative, allora si fa magari un sigillo a lunga durata che dura tutta la vita. E però se ci sono alcune volte in ambito della vita che magari è andato per disgrazia ad abitare un posto in cui non entra in sintonia con i vicini di casa, allora si crea un rito, si fa un rito operativo, si attiva un rito operativo propiziatorio per fare in modo che con i vicini di casa si vada d'amore e d'accordo, oppure per le cause legali. Però è chiaro che bisogna sempre giocare di anticipo, non si può arrivare ormai quando i buoi sono scappati da stalla, pensando che i riti e i sigilli facciano proprio tutto. Bisogna proprio partire all'inizio, chiaramente per chi lo sa, gli altri purtroppo avranno un po' più di difficoltà a rincorrere. Poi nell'eventualità uno non voglia spendere perché non ha le possibilità finanziarie o pensa che non servono queste cose qua, che invece il marietto veneziano sapete che vi riconsiglia sempre, ci sono la possibilità di usare anche i circuiti radionici, che una piccola mano la danno sempre. Chiaramente i circuiti radionici sono più lenti a entrare in azione, almeno dopo un mese incominciano proprio a far vedere la loro qualità, diciamo, funzionano in ogni caso perché funzionano di sicuro, però chiaramente sono più economici e vanno bene anche. Però non hanno niente a che vedere con i sigilli salomonici planetari oppure i riti operativi, come ho spiegato prima. Ecco, questo è importante a capire perché sennò la gente non riesce a mettere a fuoco la differenza fra un sigillo, ad esempio per il lavoro, e un rito propiziatorio chiaramente per un determinato lavoro. Ad esempio, se uno deve fare un concorso, può usare un circuito radionico, no? Con un intento, può usare qualsiasi cosa che gli viene in mente, ma le cose più diciamo performanti sono chiaramente un rito propiziatorio per ad esempio quel concorso, quel lavoro, o magari perché vuole essere lasciato stare da determinati tipi di amicizie e vuole cambiare la vita. Insomma, di riti propiziatori ce n'è una paletta immensa e anche di sigilli planetari ce ne sono tanti. Vi ricordo anche una cosa, che non c'è un sigillo uguale all'altro, è un bisogno, diciamo, un buco energetico di una persona uguale all'altro. Quindi quando voi vedete sul web sigilli che vengono venduti a poco prezzo, che fanno questo o quest'altro, al massimo possono diventare amuleti, mettiamo così, ma un sigillo viene sempre fatto ad hoc e per farlo, a parte le conoscenze, le qualità animiche e quant'altro, bisogna anche saperlo fare da veri operatori esoterici. Noi conosciamo il De Galla che è bravissimo, anche il vostro marietto veneziano non scherza, e quindi sapete dove rivolgervi se avete bisogno. Bene, cari amici, il vostro marietto ha detto questo, vi ringrazio di avermi seguito e vi chiedo di iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al canale di De Galla Marietto Veneziano. Grazie cari amici, prossima, ciao!